Giuseppe e tutto il mondo. Allora, dopo il Covid ora c'è la variante, un virus che sta colpendo la fascia più giovane della popolazione. In che cosa consiste questa variante? In fase iniziale la variante è nata in India e in quelle regioni e sembrava che fosse una variante di poco conto. In realtà ha avuto il sopravvento un pochettino sul Covid di ceppo normale. Per quale motivo? Perché praticamente è molto più virulento, nel senso che le persone che vengono a essere contagiate sono maggiormente di più contagiate in rapporto al virus di Covid normale. E quindi praticamente se il virus normale contagia su una persona, ne contagia 2, 2,5, questo ne contagia 4. Quindi vuol dire che chi ha contatto tendenzialmente ha molta probabilità di prendere questo tipo di virus. In India in fase iniziale, diciamo così, non si dava grande importanza, però si è visto che poi con le vaccinazioni questo praticamente è uscito fuori con una grossa compliance. Per quale motivo? Perché praticamente sembrerebbe dagli ultimi studi che chi è vaccinato è più coperto dei non vaccinati, e siccome i vaccinati sono le persone che hanno delle fasce d'età particolari, infatti abbiamo iniziato con le persone che avevano una anzianità, diciamo così, di età, e poi delle persone a rischio, sono rimasti praticamente un po' scoperte nel complesso le persone giovani e i bambini. Quindi tecnicamente le persone giovani che non sono vaccinate in un certo modo sono più propense a prendere questo virus, anche per il tenore e la forma di vita che esse vanno, in quanto sono più esposti, diciamo così, alla vita sociale. Quindi è un dato di fatto che chi è vaccinato è sempre più coperto, e questo è importante. Secondo me bisogna chiudere con le vaccinazioni in maniera tale che tutta la popolazione venga a essere vaccinata, compresi i giovani che in atto sono quelli che hanno maggiore rischio di prendere questa variante. Si è visto pure che la variante in atto colpisce i giovani e colpisce anche chi non sono vaccinati. Ecco i due punti cardini fondamentali da tenere in considerazione, quindi i giovani e non vaccinati. Molto spesso queste due cose coincidono, nel senso che i giovani sono anche quelli che non sono vaccinati. Ecco l'importanza di espandere completamente la vaccinazione anche ai giovani in maniera tale da avere una maggiore copertura per questo tipo di virus. La entomatologia un po' è la stessa, ma con qualche piccola variazione, nel senso che mentre che nel virus, diciamo così, di ceppo normale c'era alterazione del gusto, mal di gola, cefalea, mal di testa e anche una febbre, e qui la sintomatologia è un po' diversa, nel senso che c'è la cefalea, c'è una rinorrea, sembrerebbe più una sintomatologia non da sindrome influenzale, ma una sintomatologia da raffreddore, da sindrome da raffreddore. Quindi non c'è più l'alterazione del gusto, c'è la rinorrea, c'è il naso che cola, c'è la cefalea, e quindi il mal di testa, eccetera, eccetera. Diciamo così che anche a livello sintomatologico la variante è un po' diversa dal ceppo normale.